Presentata lo scorso sabato sera la squadra di basket maschile che milita in Serie A2 Fortitudo Moncada, alla cerimonia avvenuta nell'agio del palazzetto Moncada alla presenza di tanti tifosi appassionati, allo staff e ai giocatori. La manifestazione è stata presentata dalla collega Marcella Lattuca, diverse le testimonianze in video trasmesse ai presenti durante la manifestazione. Il saluto del Presidente ha commosso i tanti presenti, che ha dichiarato come la sua squadra Fortitudo rappresenta per lui la seconda famiglia, quindi la presentazione dei giocatori che quest'anno dovranno disputare il campionato del Coa Cicciane e di tutto lo staff. Presentazione ufficiale della squadra, Presidente, le novità sono tante e gli obiettivi che pensate di raggiungere? In realtà per me ormai questo è, in macchina facevo il conteggio che è il 20° anno che sono presidente della squadra, quindi ormai è diventata quasi una cosa normalissima. Gli obiettivi voi lo sapete, e noi tentiamo sempre di mantenere il punto dove siamo arrivati, è un punto estremamente di apice per Agrigento e per le possibilità della nostra città. Quindi quello che ci mettiamo sempre in obiettivo è quello di mantenere la Serie A2, poi voglio dire tutto quello che viene in più è ben accetto. Ecco. Quest'anno sono 3 le squadre che salgono, un pensierino potremmo farcelo magari alla promozione? Voglio dire, noi abbiamo costruito una squadra, ripeto, per mantenere la Serie A2. Sono molto convintente in questi giovani, di questo gruppo di quest'anno, perché è un gruppo molto giovane, di grande capacità, quindi potrebbe anche, come dire, far venire fuori qualcosa che è anche di inaspettato. Queste prime amichevoli le hanno dato già un quadro della situazione generale della formazione dei ragazzi, dei nuovi acquisti, insomma un quadro generale di ciò che può essere anche come affrontare il campionato? Sì, sono molto contento, i ragazzi, ho visto che c'è un grande affiatamento, grande intesa. Purtroppo per diversi motivi legati a verifiche sanitarie o a malori di alcuni atleti, un paio di atleti non sono stati presenti, tranne che il nostro americano, il nuovo americano, ha giocato solo nell'ultima partita e lì abbiamo potuto vedere la differenza, ecco, da questo punto di vista. Spero, ecco, che dalle prime partite avremo maggiore contezza di quelle, ecco, misurare quali sono le nostre capacità effettive. La campagna abbonamenti è partita, vi aspettate quest'anno un maggiore sostegno da parte del pubblico, della tifoseria in generale? Guarda, io da questo punto di vista ormai sono abbastanza, come dire, realista, cioè alla fine ogni anno facciamo sempre lo stesso numero, bene o male abbonati, 20 in più, 20 in meno, per cui voglio dire, è ovvio che se questi sono i numeri è quello che riesce a esprimere la città. Se più di questo si vede che non possiamo chiedere o sicuramente non riusciamo a coabitare. Spero, ecco, se le partite saranno di grande interesse anche chi è nuovo al mondo del basket, che quelli del basket li prendiamo tutti ovviamente. Per lo sport agrigentino rappresentate ormai il punto d'eccellenza? Ma sai, io ripeto, la Fortitudo ha 50 anni che è iscritta al numero di tessellazione alla Federazione Italiana Pallacanestro. L'ho visto in questi giorni e guardavo un vecchio statuto. Quindi significa che materialmente è una società che è stata solida negli anni, seria, ha fatto quello che doveva fare. Noi più di questo non possiamo fare. Speriamo, ecco, che le persone abbiano, come dire, si avvicinano sempre di più, perché voglio dire questo è uno spettacolo per la città. Poi ovviamente il Presidente ha pure il suo spettacolo e se ne gode, ma voglio dire non è che occupo tutti gli spazi, tutte le sedi del palazzetto, voglio dire ci sono abbastanza sedie per tutti gli agrigentini e per potersi godere questo spettacolo. Presidente, la vediamo pimpante, il momento di sconforto dell'anno scorso è passato, quindi diciamo è più ottimista, no? Ma nella vita succedono degli eventi che ti segnano. A me ne è successo uno recente, per cui alla fine prendo le cose per come vanno e le accetto, ecco, nel senso che ovviamente io vorrei fare molto di più, cioè non è che era uno sconforto quello dell'anno scorso, era più un tentare di sollecitare, perché ovviamente se avessimo a disposizione maggiori disponibilità economiche potremmo ambire anche a quella Serie A di cui parla lei. Purtroppo non ci sono, è inutile fare voli pindarici, uno deve fare quello che è nella realtà e quest'anno sono realista, ecco, più realista, più concreto e penso che quest'anno questa concretezza si vedrà anche nel gioco dei nostri ragazzi.
Al via questa sera la presentazione ufficiale della Fortitudo per affrontare il campionato di basket. Che squadra farà? Che squadra sarà? Le novità, insomma, coach. Una squadra che ricalca abbastanza quella dell'anno scorso, nel senso che 7 giocatori su 10 sono delle riconferme, abbiamo degli innesti importanti sia per quello che riguarda il ruolo sia per quello che riguarda la tipologia dei giocatori. Mi riferisco ovviamente innanzitutto al playmaker americano, per la prima volta diciamo, in Serie A, da quando siamo in Serie A schieriamo un playmaker di ruolo americano che è Amir Bell, poi abbiamo Fontana, abbiamo Sosa, direi che abbiamo completato l'organico per poter affrontare una stagione che si presenta assolutamente più difficile e impegnativa di quella che è appena trascorsa. Le amichevoli disputate le hanno dato già un'idea della squadra? Ma sì, finora abbiamo avuto delle indicazioni positive, al di là dei risultati, al di là dell'andamento strettamente numerico, abbiamo avuto delle indicazioni positive e chiaramente ancora non siamo mai stati al completo perché abbiamo Pepe ancora fermo per un piccolo infortunio muscolare, perché però lo tiene ancora ai box, è arrivato un po' in ritardo proprio Bell e quindi ancora non ci siamo mai visti tutti insieme, per cui siamo anche fiduciosi che queste prime indicazioni positive possano essere confermate nel momento in cui la squadra potrà scendere in campo al completo. Domanda di rito, le aspettative di questa squadra per il campionato? Ma dobbiamo avere la capacità di restare concentrati sul primo obiettivo irrinunciabile che è come sempre quello della salvezza, soprattutto perché quest'anno ci sono 5 retrocessioni, quindi onestamente ottenerla sarà molto più complesso e molto più difficile rispetto alle ultime stagioni e poi quando avremo la matematica certezza di aver ottenuto questo risultato penseremo a quello che sarà possibile aggiungere per cercare, come abbiamo sempre fatto, di impreziosire ogni volta la stagione con qualcosa in più. Una sua considerazione sulle squadre avversarie, ecco, che tipo di campionato presenta le squadre? 5 retrocessioni, 3 promozioni significa molti più obiettivi, molte più attenzioni, molti più investimenti, molti più sforzi economici da parte di tutti e oggi veramente è difficile trovare le squadre deboli ed è molto facile invece indicare almeno 4-5 squadre per girone assolutamente strutturate per provare il salto di categoria e quindi è difficile in questo momento fare dei nomi, sarebbe banale dire Treviso, dire Fortitudo Bologna, dire le 2 romane, dire Scafati, ma sono anche quelle insieme ad altre maggiormente competitive, ma è anche veramente difficile stilare una graduatoria di merito. Visto che sono 3 le squadre che salgono, un occhiolino, magari un pensierino a un'eventuale promozione? No, noi diamo un occhiolino alle 5 che scendono, quando abbiamo finito di guardare lì poi pensiamo al resto, no, dobbiamo tenere i piedi per terra perché poi quest'anno la differenza fra fare i playoff e fare i playout potrebbero essere 2 punti e in 2 punti si apre uno scenario, un mondo che è diverso, quindi stiamo molto concentrati, poi non ci priveremo mai di qualsiasi cosa sarà possibile raggiungere, però con grande attenzione e grande pragmatismo. Il supporto del tifo quanto è importante per il proseguo del campionato e per il morale anche della squadra? Come sempre moltissimo, siamo anche quest'anno una squadra giovane, siamo una delle 4-5 squadre più giovani dell'intero lotto e quindi abbiamo bisogno di calore, abbiamo bisogno di sostegno nei momenti belli, ma quelli sanno esaltarci per conto loro, ma anche nei momenti difficili dove invece l'apporto del pubblico sarà fondamentale. L'appello è sempre quello, cerchiamo di difendere, di costruire qualcosa tutti insieme al fianco di un gruppo di ragazzi vogliosi di mettersi in mostra e molto determinati. Bene, tra i tanti giocatori ne conosciamo uno nuovo che quest'anno ha deciso di venire qui ad Agrigento ed è Edoardo Fontana. Ecco, questa decisione di giocare con la Fortitudo. Sì, l'anno scorso ho fatto il campionato di Serie B, quest'anno mi sentivo pronto per fare un salto di qualità nella Serie A2 e sapevo che Agrigento era la miglior società dove poter crescere e continuare a migliorarmi. Queste amichevoli fatte hanno dato già un'idea della squadra, dell'ambiente, dei tuoi colleghi? Sì, siamo una squadra giovane, ci siamo subito uniti come gruppo, sappiamo che c'è tanto da lavorare perché il campionato è tosto, ma siamo pronti per questo. Ecco. Qualche informazione personale su Edoardo?
Ma niente di particolare, sono contento di essere qui, vengo da Brindisi e niente, mi auguro che sia davvero una stagione entusiasmante. Cosa ci aspetta quest'anno da questa squadra? Ci si aspetta sicuramente di fare bene, speriamo di raggiungere i playoff come è stato fatto lo scorso anno, anche se sappiamo, come ho già detto prima, che ci sarà tanto da lavorare, però ecco, continueremo a migliorare proprio per raggiungere questo traguardo. Con il coach Cigiani avete già intrapreso un rapporto di collaborazione, che idea si è fatta? Sì, io il coach l'ho già conosciuto l'anno scorso con la nazionale Under 20 e niente, è un allenatore sicuramente molto preparato, sa lavorare con i giovani e la mia scelta è stata, diciamo, dovuta anche a questo, ecco, perché ho grande stima nel coach e per questo sono pronto per lavorare per lui e con la squadra. Allora, Marco Evangelisti, tanti anni qui alla Fortitudo, con che spirito si affronta il nuovo campionato? Sempre nel solito spirito di dare tutto quello che abbiamo, di cercare di vincere più partite, sapendo che il campionato è sempre più complesso, ma che abbiamo i mezzi per poter far bene. Che obiettivi avete quest'anno? Ma io parlo sempre di partita per partita, senza guardare troppo il calendario o classifica. Dobbiamo dare il 100% sempre e cercare di mettere tutti in difficoltà, poi alla fine vedremo alle ultime partite il posto che ci siamo meritati. Ecco, queste amichevoli che avete disputato ti hanno già fatto un'idea di quello che è, diciamo, l'ambiente, un po' l'insieme, il campionato che potrà essere? No, io perlomeno per quanto mi riguarda mi sono reso conto che siamo forse più pronti dell'inizio dell'anno scorso, in cui eravamo un po' troppo giovani magari per affrontare il campionato. Quest'anno siamo più pronti perché quelli che sono rimasti hanno un anno in più alle spalle, quelli che sono arrivati sono più pronti e quindi ci sono grandi premesse. Marco, tu sei il più anziano della squadra, ecco, che consigli darai, che tipo di dritte puoi dare ai tuoi colleghi più giovani? No, ma sono tutti veramente già pronti, già ottimi giocatori, quindi darò consigli magari tecnici in campo, ma sull'atteggiamento hanno veramente l'atteggiamento positivo di chi vuole migliorare, di chi vuole farsi vedere in questa Lega.